L'Italia è uno dei paesi più grandi d'Europa, ma non uno dei più abitati. Ha 60,8 milioni di abitanti. Possono sembrare tanti, però a confronto con Cina e India, l'Italia è solo una piccola pallina nella mappa. Oggi vi aiuterò e cercherò, usando l'infografica, di aiutarvi a capire meglio questo argomento, la popolazione mondiale. Adesso vediamo i paesi in base al numero degli abitanti. Partiamo dall'America del Nord. Abbiamo il Canada e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti dominano la popolazione, costituiscono la popolazione più grande di tutta l'America del Nord. Come potete vedere, ci sono stati negli ultimi anni, grazie all'immigrazione, c'è stato un grande aumento della popolazione negli Stati Uniti. Abbiamo poi il Messico a seguire e tutti i paesi accanto minori che sono inferiori al Messico, ma più grandi di altri isolotti del Sud America. Abbiamo poi il Sud America con il colosso del Brasile, a seguire della Colombia, del Venezuela, del Perù. Possiamo anche vedere l'Argentina, il Cile, l'Ecuador e intravedere anche la Guyana francese, la Guyana, la Bolivia e l'Uruguay. In Africa abbiamo molti stati grandi, notiamo di più la Nigeria, il Congo e l'Egitto. Vediamo anche il Sudan, l'Etiopia, l'Uganda, il Kenya, la Tanzania e il Sudafrica e poi anche, leggermente più piccolo, il Ghana e tutti gli stati minori con una popolazione inferiore rispetto ai più grandi. Arriviamo noi nell'Europa, dove vediamo i grandi paesi come il Regno Unito, la Germania, la Francia, il Portogallo, la Spagna, l'Italia, l'Ucraina, la Polonia e anche una parte della Russia europea. E poi ovviamente tutti gli altri paesi come Paesi Bassi, Croazia e quindi tutta la parte della ex Jugoslavia, ad arrivare fino all'Albania, Lettonia, Lituania e poi compagni e tutti gli altri paesi. L'Europa, nonostante sia uno dei continenti più piccoli, cioè che come territorio occupa il 6% di tutto il territorio mondiale, come popolazione occupa ben l'11% della popolazione mondiale. Infatti c'è una vastissima densità di popolazione. Ci spostiamo poi nell'Asia, dove notiamo grandissimi paesi come la Cina e l'India, i paesi più grandi al mondo come numero di abitanti. L'Asia, poi vediamo anche l'Afghanistan e il Pakistan, il Bangladesh, tutta la parte che comprende l'Indonesia, le Filippine, il Vietnam, possiamo vedere la Thailandia e la Malesia, il Giappone, il Singapore e l'Iran. Poi nel Medio Oriente vediamo la parte che comprende l'Arabia, la Turchia, l'Uzbekistan e l'Afghanistan, la Corea del Nord e la Corea del Sud, che è più grande. L'Asia è il più grande continente come densità di popolazione e infatti il 60% della popolazione mondiale vive in Asia. Abbiamo poi l'Oceania e l'Australia, che occupano il minor numero di abitanti sul nostro globo terrestre. Quelli che notiamo di più sono l'Australia, la Nuova Zelanda e poi le isole Figi e tutte le isole minori. Questa è la mia lezione sulla popolazione mondiale. Come avete visto ci sono paesi più grandi e paesi più piccoli, con densità di popolazione maggiore o minore. Quindi, come avete notato, la popolazione sul territorio mondiale, non è omogenea. Io spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse vi chiederei di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!